Questo è solo l'ultimo in ordine di tempo avvenuto alle prime ore di questa mattina a Cannatello, ma durante questi ultimi mesi gli sbarchi fantasma sulle coste dell'Agrigentino hanno raggiunto numeri non più controllabili. Proprio ieri uno sbarco alle Pergole di Realmonte con l'arrivo di circa 60 migranti giunti sulle nostre coste a bordo di un'imbarcazione di circa 10 metri hanno poi cercato di fuggire, ma alcuni, una trentina circa, sono stati fermati, tra cui anche il presunto scafista che sarebbe stato arrestato. Stanotte altri 3 sbarchi fantasma a Licata, fra le spiagge di Poggio di Guardia e La Playa. Ad arrivare circa 70 persone, una ventina sarebbero state intercettate e fermate. Stamattina altro sbarco, questa volta a Cannatello. Sarebbero circa una cinquantina gli stranieri arrivati intorno alle 7:30 a bordo di una piccola imbarcazione, per poi dileguarsi tranquillamente, secondo indiscrezioni, tra la via Farag, viale Cannatello e via Magellano. Una situazione che sta certamente allarmando i cittadini, ma anche le forze dell'ordine e la procura. Il procuratore capo Luigi Patronaggio parlava nei giorni scorsi di migrazione pericolosa. I motivi per cui arrivano in Italia, diceva il procuratore di Agrigento, potrebbero non essere solo legati a bisogni economici. Tra loro ci sono persone che non vogliono farsi identificare, gente già espulsa in passato dall'Italia o appena liberata con l'amnistia dalle carceri tunisine o magari chi ha preso parte alle rivolte del 2011. Insomma, il procuratore non esclude che tra di loro possano esserci persone legate al terrorismo internazionale. Il dottor Patronaggio ha anche qualche idea su come arrivano questi migranti direttamente sulle nostre coste, ovvero una insospettabile nave madre scambiata come un'imbarcazione impegnata nella pesca.